benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, un 21enne accoltellato alla Vucciria è in gravi condizioni. È stato un weekend nero per la movida, risse, botte da orbi, 2 locali chiusi. Sempre più emergenza idrica, Enna e Caltanissetta, l'acqua è distribuita ogni 7 giorni. Problemi anche a Trapani per una grossa falla, l'ennesima, lungo l'antiquata condotta. Ortigia per l'Expo e il G7 prossimo all'apertura, più di 150 gli operatori per la sicurezza sanitaria. Vedremo il campo base del 118 e la sala operativa della Protezione Civile. Catania, pedonalizzazione al Castello Ursino, la rivincita del sindaco. La serata musicale Boomer, con 4.000 persone in piazza, smorza le polemiche e apre nuovi scenari. Il ciclo mestruale da tabù a protagonista di una rivoluzione culturale. Secondo il modello spagnolo, il convitto Cutelli di Catania introduce il congedo per le giovani studentesse. 2 giorni al mese di riposo giustificato. Mentre la Commissione Flussi prepara le norme per l'immigrazione regolare nei prossimi 3 anni, non diminuiscono gli arrivi dei barconi e Lampedusa scoppia di nuovo. Musica, la carica delle cantautrici siciliane. Dopo il successo di Anna Castiglia, arriva la palermitana Giulia May con la sua Rivolta divertente, inno alla libertà femminile. Calcio, prima sconfitta in campionato per il Catania che perde 3-2 a Giugliano, Toscano. Abbiamo sofferto la velocità degli avversari. Piovono fischi in casa per il Trapani che pareggia 1-1 con la Juve Next Gen. Bentrovati, risse, botte da orbi, locali chiusi, un giovane accoltellato alla Vucciria in gravi condizioni. È stato un weekend nero per la movida a Palermo. Marco Cullà. Un ordinario weekend di mala movida. Siamo a Palermo e tra sabato e domenica si sono registrate 2 risse, di cui una con un giovane accoltellato, poi un presunto abuso nei confronti di una 19enne e 2 locali notturni chiusi. L'episodio più grave alla Vucciria, una rissa tra 2 gruppi di giovani è sfociata nell'accoltellamento di un ragazzo. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi che hanno trasportato a bordo di un'ambulanza il giovane fino a Villa Sofia, dove si trova ancora sotto osservazione perché le ferite sono profonde. La stessa notte, proprio tra i viali dell'ospedale, altri 2 gruppetti si sarebbero affrontati ancora una volta con i coltelli, probabilmente un regolamento di conti. Qui invece siamo in via Brunelleschi, botte da orbi, sembra il Far West. Da capire ancora perché è nata questa rissa. Sempre nel weekend un uomo di 57 anni è stato identificato in via Don Giovanni Minzoni perché avrebbe avvicinato una giovane di 19 anni provando ad abusare di lei. La ragazza ha immediatamente fatto scattare l'allarme e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che l'uomo fosse linciato. Infine la polizia municipale di Palermo ha chiuso 2 locali per 5 giorni nel corso di controlli in piazza Sant'Onofrio e nelle vie Mazzini e la Lumia. Sempre più emergenza idrica a Enna e Caltanissetta, dove l'acqua è distribuita ogni 7 giorni. Problemi di approvvigionamento anche a Trapani città, a causa di una grossa falla, l'ennesima, lungo l'antiquata condotta che da Bresciana rifornisce il capoluogo. Laura Spanò. Niente distribuzione idrica a Trapani a causa di un guasto alla condotta idrica che parte da Bresciana. Il sindaco Giacomo Tranchida ha spiegato che a causa di un repentino abbassamento della portata lungo la condotta che da Bresciana converge l'acqua ai serbatoi di San Giovannello, ieri con difficoltà è stato possibile distribuire parzialmente l'acqua al solo centro storico. Nonostante gli impianti di mandata a Bresciana siano funzionanti, si sta monitorando ora la condotta per appurare la zona dove insiste la grossa falla. Non
Non va meglio a Caltanissetta, dove l'acqua viene distribuita ogni 7 giorni. Ieri mattina i cittadini che aspettavano il turno hanno dovuto fare i conti con una nuova interruzione. Sabato pomeriggio, quando poi un gruppo di mamme si sono ritrovate davanti al comune per protestare, sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Stesso problema ad Enna, acqua distribuita ogni 7 giorni. L'invaso Ancipa di Troina, che distribuisce acqua potabile a 13 comuni dell'Ennese, compreso il capoluogo, e altre città del Nisseno e del Catanese, è al collasso per le piogge carenti. Un video sta facendo in queste ore il giro del web e riporta la gravità della situazione. Una nonna e la nipotina che lavano i panni nel lavatoio di Papardura. Sono i grembiulini delle nipotine che si rifiutano di andare a scuola col vestiario sporco. I cittadini si sono costituiti in comitato senza acqua Enna e domani hanno indetto un'assemblea dando mandato a 2 avvocati. Le difficoltà sono enormi per tutti, attività commerciali, per chi gestisce case per disabili psichici e per chi ha disabili in casa che sono costretti a comprare l'acqua. A Ortigia non solo forze di polizia. Per Expo e G7 che sta per cominciare giovedì sono in campo più di 150 operatori fra addetti alle urgenze SEUS e volontari per garantire la sicurezza sanitaria. Con Francesco Aloi visitiamo il campo base del 118 e la sala operativa della Protezione Civile. Ecco. Qui vedete i mezzi del 118 tutti pronti e questa è la sala radio. Come funziona qui? Sì, questo è il comando regionale, il centro radio. Qui a livello logistico forniamo tutti gli apparati radio. E qui il campo base del 118. Expo e G7 stanno mettendo alla prova il sistema delle emergenze, ma qui a Ortigia è tutto sotto controllo. È appena partito un motorino, uno scooter del 118, è una delle novità di quest'anno. Sì, abbiamo questa novità, abbiamo questo scooter che ci permette di raggiungere velocemente qualsiasi punto del sito e resterà in dotazione alla colonna mobile che abbiamo per intervenire in qualsiasi momento. 10 ambulanze con oltre 100 operatori, tra SEUS e volontari, squadre fuori quindi, ma qui c'è il cuore di tutto. La sicurezza sanitaria è nelle loro mani. Su questa mappa ci sono le ambulanze dislocate lungo Ortigia. Sì, queste sono sia squadre appietate che tutte le ambulanze che sono dislocate in tutto il territorio di Ortigia, a partire dal castello di Maniace. Dal centro storico ci spostiamo a qualche chilometro di distanza. Questa è la sala operativa della Protezione Civile. Di concreto qui cosa accade? La registrazione dei volontari, tutto quello che riguarda le presenze dei circa 150 volontari che si alternano nei 2 turni meridiano e post-meridiano. Alle 16:30 al Siracusa International Institute il convegno sul contrasto alle agromafie, aperto dal ministro della Protezione Civile Musumeci e chiuso dal titolare dell'Interno Piantedosi. Catania, pedonalizzazione al Castello Ursino è la rivincita di Trentino. La serata musicale Boomer, con 4.000 persone in piazza, smorza le polemiche e apre nuovi scenari. Un ristoratore, per esempio, inizialmente contrario, ammette il sindaco ne organizza una a settimana. Tonino De Mana. In 4.000 persone al Castello Ursino con 19 DJ ad alternarsi alla console, tanta energia e voglia di stare insieme. Una serata Boomer che riconcilia e che smorza in parte le polemiche contro la pedonalizzazione di Piazza Federico II di Svevia. Diciamo subito che qualche problema resta, ma la sensazione è che tutto si può migliorare. Magari con la collaborazione di residenti, commercianti e ristoratori. Qualcuno ammette che la chiusura al traffico sembra aver liberato la piazza da parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia e incivili scooter che scorrazzavano tra i turisti. È più rilassato il sindaco trentino, lo vedete mentre balla in t-shirt bianche e poi in giacca mentre filma compiaciuto l'evento per poi ancora lasciarsi andare ad un commento che sa tanto di provocazione. Ma com'era la storia che con la pedonalizzazione avremmo desertificato Piazza Federico II di Svevia? Ha scritto sui social. Non mancano le repliche altrettanto piccate. Questo ristoratore chiede altre serate Boomer. Serata bellissima, signor sindaco, ma i ristoranti, le attività numeri da Profondo Rosso. Che ben vengano queste serate, se le vengono organizzate almeno una volta alla settimana. Un commerciante prende atto del successo ma ha qualche riserva. Io chiedo al sindaco di venire in piazza di giorno nelle ore diurne. Perché è scomparsa? Perché
perché non si fa vedere? Perché sa che è un fallimento il giorno, è una tristezza, è la disperazione delle attività. Nota stonata i tanti verbali, a volte per controverse e autorizzazioni, altri per mancanza di tolleranza, come denuncia questo carrozziere. Stamattina è venuto un cliente con il permesso fatto, per una difesa di 5 minuti ci è arrivato il verbale a casa. Io così non posso lavorare, cronometrato come se sto facendo una corsa di auto. Tanto lavoro per il giudice di pace. Restiamo a Catania. Da un cornicione pericolante in via Etnea è caduto un frammento di capitello sulla strada, eccolo nell'immagine. A ritrovarlo una pattuglia dei carabinieri in servizio. Il fatto è accaduto alle 5:30 del mattino, quando fortunatamente nessuno passava di lì. L'area è stata messa in sicurezza per tutelare cittadini e turisti e i vigili del fuoco hanno rimosso altri detriti che rischiavano di cadere. Al Tribunale di Catania, udienza preliminare sull'inchiesta Pandora, con al centro le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015. Tra gli imputati il deputato regionale della Lega San Martino, accusato di 2 episodi di corruzione. L'udienza è stata rinviata al 30 settembre. Adelaide Barbagallo. Sono stati prodotti altri documenti ed è stata rinviata a nuova data l'udienza preliminare al Tribunale di Catania per 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Tra loro spicca il nome del deputato regionale leghista Luca San Martino, nei confronti del quale a luglio è stata confermata la sospensione dai pubblici uffici per 1 anno. Al centro dell'inchiesta ci sono le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015 vinte dall'ex sindaco Santi Rando. Luca San Martino, ex vicepresidente ed ex assessore regionale della giunta Schifani, è accusato di corruzione in 2 differenti casi: avere favorito il proprietario di una farmacia di Tremestieri Etneo, impegnandosi nell'impedire l'apertura a un suo concorrente. In cambio avrebbe ottenuto l'appoggio elettorale per Caterina Chinnici, la candidata alle elezioni europee del 2019, che lui sosteneva quando entrambi militavano nel PD. Il secondo caso riguarda 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della Procura, uno in servizio e l'altro in aspettativa, che avrebbero fornito a San Martino notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. Il suo legale, l'avvocato Carmelo Peluso, ha sempre detto di avere una sola certezza: Luca San Martino affronterà il processo nell'attesa di una certa assoluzione. Come dicevamo prima, l'udienza è stata rinviata al 30 di questo mese. Il ciclo mestruale da tabù a protagonista di una rivoluzione culturale. Secondo il modello spagnolo, il convitto Cutelli di Catania introduce il congedo mestruale per le giovani studentesse. 2 giorni al mese di riposo giustificato per chi soffre i fastidi delle mestruazioni. Desiree Ferlito. Fino a 2 giorni a casa per le studentesse nel periodo mestruale. Dopo il modello spagnolo, lanciato nel 2022 anche il convitto Cutelli di Catania, come primo convitto in Italia. Festeggia questa conquista tutta rosa. Le studentesse potranno usufruire di 2 giorni di permesso al mese, escludendoli dalle assenze previa certificazione. È fastidioso innanzitutto studiare col ciclo. Stare in classe non riesco ad ascoltare. I dolori sono troppo forti. E poi proprio io non posso prendere i medicinali, perciò è ancora peggio. Questi 2 giorni giustificati secondo me è del tutto giusta, perché per esempio io sono anche una persona che durante il ciclo mestruale a volte sviene. Quindi sviene, vomita, e quindi diciamo che vorrei anche essere giustificata in quei pochi giorni della settimana per le mie condizioni di salute. Penso che i primi 2 giorni per tutte le ragazze, indifferentemente se hanno un ciclo abbondante, forte o meno, bisogna stare 1 o 2 giorni a casa, pure per i dolori, perché i primi giorni sono sempre i più pesanti. Io faccio parte del piccolo gruppo delle ragazze che purtroppo i primi 2 giorni, i primi 3 giorni hanno dolori veramente forti, alle volte neanche si vogliono alzare perché siamo affaticate veramente. Il ciclo mestruale da tabù a rivoluzione culturale. Parlare di mestruazioni vuol dire parlare di diritti. Sono infinite le espressioni indicate dalle donne per non dire mestruazioni. Devo andare in bagno, sono indisposta.
ho le mie cose. Mi è venuto il Signore Rosso e mi ha fatto visita il Signor Rosso, ecco. Al momento non esiste una legge che regoli il congedo mestruale scolastico in Italia. Di conseguenza non esiste una protezione legale per le studentesse, che si trovano fisicamente impossibilitate a svolgere le loro solite attività quotidiane durante il ciclo mestruale, di fatto discriminandole nel loro percorso scolastico. Tu hai problemi generalmente a studiare quando è il ciclo? A fare un po' tutto in realtà. Mi faccio forza perché so che lo devo fare, però è pesante. L'iniziativa rivoluzionaria parte dunque dai giovani per i giovani. Con il riconoscimento di questo diritto viene impedita la discriminazione delle studentesse. Dopotutto le mestruazioni ci sono sempre state e il sangue continuerà a scorrere. Un grosso passo in avanti questo del convitto Cutelli di Catania. E al lavoro la Commissione Flussi, che prepara le nuove regole che gestiranno l'immigrazione regolare nei prossimi 3 anni. Ma intanto non rallentano gli arrivi dei barconi. Lampedusa scoppia da capo. Manlio Viola. Torna prepotentemente d'attualità il tema dei migranti e non soltanto per il processo Open Arms e le conseguenti polemiche politiche. L'estate è praticamente finita, ma gli arrivi non rallentano ed è attesa una nuova ondata a partire dal prossimo fine settimana. Intanto, dopo i soccorsi operati nelle ultime 24 ore, ben 150 persone salvate, il veliero Astral, proprio della Open Arms, ha operato altri 3 soccorsi di imbarcazioni in difficoltà, mettendo in sicurezza altre 263 persone. Nelle prime ore di domenica, sempre Astral è andata in soccorso di 28 persone provenienti da Pakistan, Siria, Egitto e Palestina, salpate dalla Tunisia e rimaste in acqua per oltre 30 ore. Insieme con l'accordo con le autorità italiane, i 27, tutti uomini, sono saliti a bordo del veliero che li ha condotti nel porto di Lampedusa, dove sono stati sbarcati. Lampedusa però torna a scoppiare e si spera nelle prossime ore di maltempo di riuscire a svuotare almeno parzialmente i centri di accoglienza. Intanto a Palermo e in Sicilia piovono le visite delle commissioni parlamentari, nazionali e comunitarie. Oggi tocca alla Commissione Affari Regionali, poi toccherà alla Commissione che sta predisponendo il cosiddetto decreto flussi, quello che dovrà stabilire le regole di arrivo dei migranti economici, ovvero quelli che cercano lavoro senza fuggire da guerre e persecuzioni. Un decreto che permette di accogliere alcuni lavoratori irregolari, ma pur sempre una quantità risibile rispetto agli arrivi. Messina chiedono il rispetto puntuale del pagamento del salario e del contratto, oltre che formazione e sicurezza. Sono gli operai della ditta che ha in appalto il servizio di sorveglianza e manutenzione sulle autostrade A18 e A20. Questa mattina hanno protestato sotto la sede del Consorzio Autostrade Siciliane. Vediamoli con Francesco Triolo. Salario, giusto contratto, formazione e sicurezza sono questi i temi che 86 lavoratori in appalto del Consorzio Autostrade Siciliane hanno chiesto oggi qui a Messina, sotto la sede stessa del CAS. Lavorano in appalto per conto di una ditta e seguono la manutenzione sulle autostrade A18 e A20, ma dicono svolgiamo anche mansioni che non sono previste nel nostro contratto. Chiedono quindi l'adeguamento del contratto stesso, ma soprattutto la formazione, soprattutto per quelle persone, per quei lavoratori che si occupano anche di gestire la viabilità in caso di incidente. Noi abbiamo già interpellato l'azienda, che si giustifica dal fatto che il CAS ritarda nei pagamenti, quindi tutto ciò si riverbera sull'azienda in primis e poi sui lavoratori. Effettivamente noi svolgiamo un servizio su cui non abbiamo il corso di formazione, ovvero l'autostrada ci manda a fare viabilità in autostrada a traffico aperto, dove dovrebbero farlo esclusivamente gli ausiliari della viabilità. Abbiamo già chiesto, e il CAS lo sa, un intervento in quanto committente e responsabile in solido delle condizioni contrattuali e salariali dei lavoratori. Abbiamo chiesto un intervento al CAS per risolvere questa contraddizione. Voltiamo pagina, le nuove cantautrici siciliane stanno conquistando il mondo della musica grazie anche a importanti vetrine televisive nazionali. Dopo il successo di Anna Castiglia arriva la palermitana Giulia May con la sua Rivolta divertente, inno alla libertà femminile.
E calcio anche lo stadio Bernabeu di Madrid, ha ricordato Totò Schillaci, morto mercoledì scorso a Palermo. Ecco la scena, no? All'ingresso in campo i giocatori del match di Liga Spagnola tra Real Madrid e Espanyol. I 22 giocatori si sono stretti in un abbraccio, molto commossi, e mentre sul maxischermo, come vedete, veniva proiettato il volto di Schillaci e intanto salivano le note della colonna sonora di C'era una volta il West di Ennio Morricone. Tutto questo allo stadio Bernabeu di Madrid. Proseguiremo con il calcio siciliano subito dopo la pausa con la prima sconfitta del Catania che ha perso 3-2 a Giuliano. State con noi, vi aspettiamo. A calcio siciliano, il Catania perde per la prima volta in campionato, errori in difesa e qualche spreco in attacco condannano gli etnei. Il Giuliano vince 3-2. Marco Carli. Un Catania poco compatto che commette errori importanti in difesa e subisce le ripartenze degli avversari non si era mai visto in questo campionato. Se si aggiungono poi gli sbagli davanti alla porta avversaria e le parate di Barosi, ecco spiegato il 3-2 subito a Giuliano nella semi-oscurità di uno stadio dal carente sistema di illuminazione. Dovevamo fare molto meglio nei duelli, nell'uno contro uno, a campo aperto. Abbiamo sofferto un pochettino la velocità e la gamba degli attaccanti del Giuliano. Nonostante questo abbiamo fatto poi tutto noi. Toscano sceglie Raimo al posto di Guglielmotti, non al meglio. La partita vede un avvio veemente della squadra etnea che sfiora subito il vantaggio. Ma dopo l'infortunio di Beters, colpito alla testa e poi ricoverato in ospedale per accertamenti, l'inerzia cambia. Va in vantaggio il Giuliano con Giorgione bravo a intervenire al volo su un assist da destra. Il tecnico toscano cambia le carte nella ripresa con Verna e Jimenez in campo e Quaini che si sposta in difesa. Altro avvio veemente del Catania che pareggia proprio con l'ex catanzaro Verna e poi sfiora la rete del 2-1 due volte con Inglese. È il momento cruciale della partita perché i rossazzurri, che potrebbero trovarsi in vantaggio, finiscono per tornare sotto. Jambé approfitta di un errore di Anastasio e realizza il 2-1. Poi tocca a Baldé con un tiro potente sotto la traversa portare i campani sul 3-1. Montalto si conquista e trasforma un rigore, ne aveva chiesto un altro poco dopo il 2-1, il punteggio però non cambia più. Primo stop e niente drammi, ma contro il Cerignola mercoledì al Massimino servirà a ritrovare il Catania compatto e concentrato delle prime giornate di campionato. Al provinciale per il Trapani che fallisce 2 calci di rigore e pareggia 1-1 con la Juventus Next Gen. Francesco Cammarasana. Sono piovuti fischi ieri pomeriggio al provinciale al termine di una partita che il Trapani avrebbe potuto vincere senza dannarsi l'anima più di tanto e invece Granata, come era successo pochi giorni prima a Taranto, sprecano tutto dagli 11 metri e devono accontentarsi del pari anche contro la Juventus New Generation. Stavolta sono diventati addirittura 2 i calci di rigore sbagliati dagli avanti Granata. Dopo che il Trapani era passato in vantaggio al 13° con un tiro di Ciotti, Canoté, tanto bravo quanto sprecone, al 19° si fa ipnotizzare da Daffara quando gli si presenta tutto solo davanti, mentre al 23° spedisce in cielo un calcio di rigore per un fallo su Mastrantonio. Inizia la ripresa e al terzo la Juventus pareggia con Guerra. Ma al 24° altro rigore a favore del Trapani. Stavolta si presenta Zuppel sul dischetto fatidico, ma calcia male e Daffara gli respinge il tiro. E così quella che poteva essere la prima vittoria al provinciale, il Trapani la pareggia. Un drammatico pari che i tifosi non apprezzano, bocciando il trio d'attacco Granata, dal quale sarebbe lecito pretendere qualcosa in più. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione alle 20. Grazie e buon pomeriggio.